Eccola lì, evviva! Artigianato, territorio e creatività si abbinano alla solidarietà per le popolazioni friulane alluvionate, il tutto immerso nella calda atmosfera natalizia. 180 espositori e un fitto programma di eventi. La 36esima edizione di Idea Natale durerà fino a domenica. Oggi abbiamo avuto il piacere di inaugurare la 36esima edizione di Idea Natale con un pensiero alle popolazioni alluvionate. Penso a Versa, penso a Cormons, perché qui all'interno del nostro padiglione numero 6 abbiamo pensato di metterci delle stelle di Natale e chi vorrà acquistarne una, quel ricavato andrà proprio a favore di quelle popolazioni. Più che un evento fieristico lo definisco una grande vetrina per le tante ricchezze artigianali e commerciali della nostra regione e anche del terzo settore, perché anche il terzo settore occupa una parte significativa delle aree espositive. Quindi un'occasione che aspettiamo, e devo dire che sono sempre presente a questa inaugurazione per il motivo che vi ho appena detto, una grandissima vetrina per le tante chicche eccellenze della nostra regione che vanno tutelate. Sì, Idea Natale è il momento che ci avvicina alle festività natalizie, ci fa nascere e crescere quei pensieri di generosità, di amicizia, di solidarietà che il periodo natalizio porta con sé. È il momento in cui le famiglie possono venire, divertirsi, stare insieme, acquistare qualche piccolo oggetto che può essere oggetto di dono ma anche magari qualcosa da tenere per sé, e qui gli espositori come sempre danno il meglio di sé. Ci sono delle eccellenze sia per quanto riguarda i regali, le tessiture ma anche il food del mondo artigiano che vengono da tutta la regione, e per loro è un'occasione importante perché vivono in un clima di vicinanza alle feste, di serenità, anche con la consapevolezza di fare qualcosa che poi verrà acquistato e donato in un messaggio di pace.